Qui la caratteristica è che anche a bassa quota trovi la flora di alta montagna. C'è il biotopo speciale. La Valle del Freddo. Ti sei accorta che qua ci sono i pini che vengono su in modo naturale? Sì, per le doline. Ah, Barbara, qua a destra. Andiamo sulla panchina? No, dai. Babi. Bene, Babi, questa è la cima del Monte Na. Come si vede non c'è niente. Non c'è neanche la croce. Vabbè. Esultiamo. Cosa? Aspetta. Esultiamo lo stesso. Qua noi andiamo a destra. Dietro a destra dovrebbe essere il sentierino. Andiamo a vedere. Che manca poco. Senza paura, Barbara. Vero? Che bello. Gialli come faceva la nonna Ti piace qua, Barbara? Bello, eh? Eccolo, l'eremo di San Defendente. Ottimo. Andiamo a vedere il panorama. Ti piace qua, Barbara? andare giù. Sì. Se possiamo fermarci a mangiare. Bellissimo. Bello, eh? Che bello. E allora, signorina Babi, cosa ne pensa di questa escursione? Un'escursione mista, a tratti facile e a tratti alcune salite veramente difficili che mi hanno spaccato le gambe. Sì, però l'arrivo qua al santuario è Però bello, no? sì, no, vale la pena perché se arriva al santuario, volendo sia una zona picnic dove uno si può riposare e c'è anche un bel panorama a vista lago. Esatto. Quindi lo consigliamo. Mandi, buona giornata. Ciao. Che panorama. Bello, eh? Bello, no? Sì. Andiamo a farci un tuffo. Andiamo. Come scendere? Sì. E da lì giriamo a destra.
Quindi qui il percorso di anello si è chiuso e torniamo verso la Valle del Freddo. Piccolino, Bello, eh? piccolino. Guarda me. Guarda